una magia questa manifestazione, la festa per la città di Catania, dopo quello che abbiamo passato per 3 anni, ovvero per il Covid, ci voleva, abbiamo scaricato tutte quante le nostre energie per la nostra città e tutti questi personaggi qui presenti, questi artisti da questa sera saranno gli ambasciatori di un progetto vincente a livello nazionale. È la conferma che è un evento che è desiderato e la presenza dei ragazzi sugli spalti. È una cosa molto bella, è un evento che si fa da tantissimi anni, quindi vuol dire che è una roba vera, no? Di solito le cose di beneficenza bisogna anche selezionarle, noi lo facciamo da diverso tempo e essere alla 15ª edizione è una cosa molto importante. Avete mobilitato scuole, giovani, qual è il messaggio che voi volete trasmettere ai giovani ma anche a Catania? Il messaggio è semplicissimo, fare sport e fare beneficenza insieme è una cosa che si può e questi ragazzi hanno deciso di venire qui per una giusta causa, quindi non sono solamente cellulari e social, sono anche persone che vengono di persona a essere una parte integrante di una cosa molto importante per Catania e per tutta Italia. Come catanese qua noi vogliamo aiutare a tante persone, questa giornata è importante perché fa vedere il cuore quando è grande, non quando le cose sono buone, banche, quando sono male, è come città di Catania, noi siamo qua per aiutare a tutte le persone e se vedete qua tante persone giovani sono interessate e hanno nel cuore per venire qua e dare tanto questo grande aiuto, è una cosa bella.